Rieccoci ancora in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823. Abbiamo messo da parte il calcio dilettantistico con penalty, adesso è la volta di raccontare il calcio professionistico all'interno di Sala Stampa di Penalty, tutte le domeniche sempre in diretta a partire appunto dalle 21 sino alle 22:15, poi l'ultima parte della maratona sportiva di Video Mediterraneo partirà alle 22:15 sino alle 23 con il penalty futsal che abbiamo poc'anzi annunciato. Oggi ho un parterre importante, quindi chiacchiereremo moltissimo perché c'è da parlare molto su queste squadre siciliane che tra alterne fortune insomma stanno conducendo un campionato abbastanza variegato. Lo scopriremo anche tra poco con i risultati a sorpresa di questa domenica. Salutiamo subito il ritorno di Max Licari di Pianeta Catania. Ciao Max. Ciao a tutti. Sono contento di averti di nuovo qui in trasmissione perché io lo dico sempre, sei la persona più equilibrata del calcio professionistico che abbiamo qui a Catania. Io lo dico, lo grido ad alta voce. Io ti ringrazio, però è molto difficile, no? Rimanere equilibrati quando accadono determinate cose. Sì, soprattutto quando i risultati di alcune squadre che ci guardano in modo particolare non sono certamente ottimali. Assolutamente. Vabbè, però insomma, cerchiamo di fare quadrato tra la crisi e non crisi e vediamo che cosa uscirà. Dico bene, no? Salutiamo il ritorno anche di Mario Vitale, opinionista, ogni 15 giorni presente qui a Penalty con insomma, i suoi appunti, le sue idee, anche le sue chiacchierate un po' colorate che ci piacciono e riempiono anche la nostra trasmissione. Ciao, ciao Mario. Tutto a posto? Contento del Palermo? Insomma, oggi ha vinto, sei contento. E ho il piacere di ritrovare nel parterre di Penalty Turi Di Stefano che insomma anche lui amico di Penalty, anche lui insomma che ci mancava e lo ritroviamo per Sala Stampa di Penalty, anche se lui mi dice sempre Ettore mi devi chiamare anche per parlare di calcio dilettantistico. D'altra parte lui essendo stato un grande allenatore nell'ambito dilettantistico conosce bene gli equilibri e tutto il resto, però sei contento di stare qui a Penalty? Intanto buonasera a tutti, buonasera. Ovviamente Buonasera. Grazie per l'invito, Max Licari, hai detto benissimo. L'equilibrio. Poi c'è il mio amicone Marietto, lo accettiamo. Vabbè, insomma, sarà una puntata ricchissima. A parte gli scherzi, una puntata ricchissima quella di oggi. Saluto il ritorno di Antonio Rapisarda in postazione per quanto riguarda Sala Stampa di Penalty. Ciao Antonio. Buonasera Ettore. Tra l'altro posticipo importantissimo perché la Juventus gioca in casa con la Roma. Esattamente, stanno ancora sul punteggio di 0-0, siamo al 22esimo, partita molto maschia diciamo, molto maschia. Ma un bello spettacolo, però dico agli telespettatori di rimanere qua collegati su Video Mediterraneo. Perché? Perché parleremo e avremo ospite, ora possiamo dire dai, Roberto Boscaglia e poi dopo per i tifosi rossazzurri una grande bandiera del calcio Catania che è Giorgio Lucenti. Benissimo, hai svelato tutto, vabbè, ma va bene pure. Salutiamo l'altro sorriso di Penalty, dopo Jenny Diara arriva Federica Di Benedetto che sarà insomma la penaltina ufficiale sia per quanto riguarda la trasmissione di Sala Stampa che il penalty futsal. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ma hai visto che elegante? Sì, sì, molto. Ma hai visto l'eleganza di Piazza Italia che veste le nostre penaltine cilusinghe e ci fa un sacco di piacere. Allora, subito parola a Federica perché ci dovrai dare questa Serie A, così la commenteremo con i nostri ospiti perché a sorpresa ma piacevolmente il Palermo ha vinto una partita importante in casa con l'Udinese, la commenteremo appunto con i nostri ospiti e capiremo dove vuole andare anche questo Napoli che continua a vincere. Risultati di Serie A con Federica. Inter Carpi 1-1, Frosinone Atalanta 0-0, Empoli Milan 2-2, Fiorentina Torino 2-0, Verona Genoa 1-1, Palermo Udinese 4-1, Sampdoria Napoli 2-4, Sassuolo Bologna 0-2, Lazio Chievo 4-1. Benissimo, per un attimo c'era il turno successivo, però è tutto rientrato grazie al cielo. Allora, classifica dove il Napoli è in testa con 47 punti, la possiamo già far vedere, sarà la nostra Federica a raccontarcela, a leggercela, soprattutto tenendo presente che sia la Juventus che la Roma hanno una partita in meno. Napoli 47 punti, Juventus 42, Inter e Fiorentina 41, Roma 35, Milan 33, Sassuolo e Empoli 32 punti, Lazio 31, Chievo 27, Atalanta e Torino e Bologna 26 punti, Udinese e Palermo 24, Sampdoria e Genoa 23 punti, Carpi 18,
Frosinone 16, chiude la classifica il Verona con 10 punti. Allora Max, facciamo subito un quadro di questa Serie A, perché è giusto e doverosa un po' raccontarla in maniera chiara anche per i nostri amici di Palermo, che oggi, vincendo questa partita credo anche abbastanza importante contro l'Udinese, hanno un po' rifiatato, anche se abbiamo i problemi legati all'allenatore, tesseramenti non ufficializzati, insomma ora tra poco Antonio ci darà qualche ulteriore chiarimento. Ma su tutti questo Napoli, io credo che a questo punto veramente devono fare tutti corsa sul Napoli. Sì, il Napoli mi sembra che sia la squadra in questo momento più completa del campionato, anche se sono molto curioso di poi alla fine della serata di capire chi vincerà fra Juventus e Roma, perché se la Juventus rimane in scia è una squadra che può lottare con il Napoli fino alla fine per la vittoria nel campionato. Mi sembra che l'Inter, con il rallentamento delle ultime giornate, soprattutto con la sconfitta in casa con il Sassuolo, il pareggio oggi con il Carpia a tempo scaduto, abbia un po' così abbandonato le chance di con l'Inter. No. Perché non si parla mai di crisi? No, ma è una chiara crisi, è una squadra qualitativamente inferiore al Napoli e alla Juventus, può lottare fino alla fine per il terzo posto. Adesso vediamo un po' la Roma come viene fuori, perché con Spalletti potrebbe anche avere un ritorno. Però se noti bene la Fiorentina, vincendo oggi in casa contro una squadra importante come il Torino, sì. Insomma si sì, la Fiorentina ripropone alla grande. No, è una bella squadra, è una delle squadre che gioca meglio, anche se secondo me ha ancora qualcosa in meno, però bisognerà vedere poi fino alla fine del campionato come si sviluppa. Un pronostico finale, secondo te chi vincerà il campionato? Per me il Napoli. Per te il Napoli, e siamo in due allora. Mario Vitale, contento perché questo Palermo ha scacciato in questo momento la crisi vincendo una partita contro una diretta, secondo me anche avversaria per la non retrocessione, una vittoria netta che porta la squadra allenata da puntini nella zona un po' leggermente più tranquilla. Ha detto bene puntini, perché Schelotto ufficialmente non può stare in Italia perché non ha ancora un tesseramento chiaro. Allora, io ho parlato oggi con il segretario generale del Palermo, Roberto Ferricoli. Tutto questo spauracchio non esiste. In settimana arriverà il transfert, sì? Per cui Schelotto sederà regolarmente in panchina. A proposito di Schelotto, sì? A me mi era stato consigliato l'anno scorso, come io ogni sera, ogni notte... Schelotto allenatore? Schelotto allenatore. Schelotto giocatore a Catania. No, Schelotto allenatore. Ha giocato anche a Catania. Io ogni notte... Mi è sempre piaciuto tra l'altro come calciatore, non ho capito perché... Io faccio le nottate con Skype, sì? e ho in Sud America, in Argentina, un mio carissimo amico, che forse tu ti ricorderai. Cos'è il Rubulotta? Ti ricordi? Cos'è il Rubulotta? Fa il procuratore. L'anno scorso mi diceva: Mario, guarda che ho un allenatore intelligentissimo, no? Dico, va. A che? Io l'ho detto anche al presidente, a Zamparini, sai com'è Zamparini? Sempre nelle sue. Quindi hai consigliato Schelotto a Zamparini? L'anno scorso, però non mi ha preso neanche in considerazione, no, attenzione, per saperlo. Diciamolo. Però io questo nome l'avevo già fatto a Schelotto. Io credo, e mi diceva Mario, guarda, è una persona tatticamente intelligentissima. Io ero sicuro oggi, non sono il mago Telma, per carità, sì, che dice nel calcio, però c'era un qualcosa che mi diceva, sai qual è stato questo qualcosa? Sì? Quando io ho visto la formazione, l'inserimento di Quaison. Sì? Ma dico, ma tu Iachini, tu Ballardini. Beh, Ballardini. Voi due vi siete fatti esonerare proprio perché non avete messo uno con le caratteristiche di Quaison. Ma perché probabilmente, siccome Schelotto non conosce a fondo le caratteristiche di alcuni giocatori, non conosce il passato, li avrà visti determinati in allenamento e avrà trovato la formula giusta. Uno come Ballardini, che mi vuole mettere fuori, Sorrentino, che mi vuole mettere fuori il capocannoniere. Il capocannoniere è Gilardino, giusto? Sì. E chi facciamo giocare? A Tullio Di Stefano e a Mario Vitale, ma parliamoci chiaro. C'è Maxi Rigari che gioca bene a centrocampo. Anche tu, giusto? No, io diciamo che eviterei. È un mio giocatore e non toccatelo. Vabbè. Maxi Rigari, anche io sono il tuo giocatore. Lo so, appunto. Anche tutte e due. Ecco perché non avete fatto carriera nessuno dei due. Ecco la ragione perché. Turi Di Stefano, il gancio me l'ha dato anche mister Vitale. Giustamente un allenatore straniero, secondo me in Italia, soprattutto gli argentini, fanno bene perché hanno quella giusta determinazione anche dal punto di vista mentale. Un esempio su tutti è stato, insomma, l'allenatore che a Catania ha fatto veramente furore, no?
Che ne pensi? Sei d'accordo su questa cosa? Oppure io sono sempre per è soltanto il caso? Io sono per gli italiani. Tu sei per gli italiani. Perché ci sono allenatori italiani straordinari, d'altronde vanno anche all'estero, quindi per cui chiaramente siamo di primo ordine. Ovviamente se Schelotto va a Palermo non sarà l'ultimo arrivato, avrà delle credenziali indubbiamente ottimali. E poi è stato segnalato del mio amico Mario, figuriamoci. Quindi ci a dobbiamo parte gli fidare. scherzi, sto dicendo ora la verità. Quindi io dico che oggi in panchina c'era il secondo. C'era l'allenatore della primavera. Esatto. Non c'era il tattico di Iachini. No, ma volevo dire questo, che praticamente conoscevo un po' tutte le disavventure o le avventure del Palermo. Schelotto era tranquillamente là, magari avranno discusso a livello tattico, però gli intendimenti erano anche quelli dell'allenatore della primavera, a mio avviso. Insomma, tu ti fidi, anche tu, io anche mi fido molto di questo Schelotto, ho l'impressione che possa veramente essere la cosa nuova di questo Palermo di quest'anno. Però la partita di oggi era la partita più facile con cui potesse cominciare. L'Udinese non sta andando l'Udinese bene. lo ricordiamo anche quando diciamo, il Catania militava in Serie A, è una di quelle squadre che fuori casa, quando non ha diciamo, delle impellenze di classifiche eccezionali, concede qualcosa, quindi poi bisognerà vederlo nelle prossime partite. Scusa un attimo, sarà duro. Io la cosa che non condivido, cosa? Quello che i giocatori, vedi, Sorrentino, sul fatto Sorrentino? No, in 2 partite 6 punti. Allora questo, guarda, noi abbiamo fatto gli allenatori e sappiamo, non esiste, perché sono dei professionisti. Diciamo che i panni sporchi si lavano in famiglia. Ecco, bravo, questo. Qualsiasi, dal campionato di terza categoria sino alla Serie A. Fino agli nazionali. Anche le chiacchierate tra allenatori che non esiste al mondo. Secondo me si possono benissimo, non dico chiarire, però voglio dire, in campo si dice di diatribe è successo di tutto. Secondo me il compito di Schelotto è anche quello di fortificare e riunire uno spogliatoio che magari nelle ultime settimane non era proprio così unito. Le dichiarazioni di Sorrentino le abbiamo sentite. Allora abbiamo da vedere subito veloce la slide sul Palermo, però se ci devi aggiornare su una cosa. Ci sono delle domande che alcune abbiamo già risposto, sì. come Puglisi Rosario che ci dice ma chi è l'allenatore del Palermo? Forza Palermo. Abbiamo già parlato di questo, e poi un altro che è Mario Tosti che ci dice dopo tutti gli esoneri metterei in panchina Zamparini, oggi grande prova contro l'Udinese, ci salveremo. Vabbè. E aggiornamento del posticipo? Posticipo Juventus 0, Roma 0. Benissimo, dobbiamo fare qualche domanda sul Palermo ai nostri ospiti oppure no, possiamo passare alle slide? Così alle slide di calciomercato. Guadagniamo tempo anche per le altre squadre siciliane, perché dobbiamo raccontare anche questa partita del Catania. Io 30 secondi li devo fare con gli ospiti, 30 secondi soltanto. Max, un pareggio fuori casa che sembrerebbe buono, ma credo che possiamo e dobbiamo fare di più. Se il Catania fosse stato in una situazione di classifica diversa e con un trend diciamo, di risultati diverso, questo pareggio sarebbe potuto anche sembrare molto positivo, perché è venuto in rimonta, in inferiorità numerica. Certo. Allo stato attuale il Catania ha pareggiato 9 partite in tutto il campionato, 3 pareggi consecutivi, 4 pareggi nelle ultime 5 partite, è un andamento che non può fare felici i tifosi del Catania. Assolutamente. E lo reputo negativo. Anzi, ci preoccupa questa cosa. Mario, tu che ne pensi? 30 secondi anche per te. No, ma io non sono di questo avviso, scusami, assolutamente. Io penso che dopo il fardello di quello che ha avuto il Catania con tutta quella penalizzazione e compagnia, dai, quando io sento l'allenatore che mi parla di salvezza, scusami, questa è una corazzata, Sì, ma è una corazzata però con grande difficoltà. Giustamente, però c'è anche un discorso. Io ho visto qualche partita del Catania, non gioca bene il Catania. Guarda, sul Catania parleremo dopo, io volevo soltanto un vostro pensiero per 30 secondi, perché anch'io ho una mia idea, ho visto molto bene la partita ieri. Turi, 30 secondi anche su questo Catania. Non dobbiamo illudere, il Catania a mio avviso sarà una corazzata, è una buona squadra, sicuramente con tutti i problemi che sono stati, però noi altri dobbiamo mantenere la categoria quest'anno. Dobbiamo capirlo tutti. Ma vuoi retrocedere con questa squadra? No, dico, non bisogna illudersi per andare oltre i playoff. Non ne parliamo. Ma quale playoff? Allora, se dalla regia mi mando la slide del Palermo, veloce, facciamo il punto delle trattative. Qui c'è Antonio super... Non ci sono novità dal punto di vista di acquisti ufficiali. Cessione ufficiale, l'ultima è quella di Cassini, il 96 brasiliano che va all'Inter Zabreniz,
Poi abbiamo in entrate, c'è un interessamento di Milic dell'Hajduk Spalato, poi c'è Bruno Fernandes dell'Udinese, e poi brasiliano? No, portoghese, classe 94, poi abbiamo Augustinson del Copenaghen e Fagundes del New England Revolution, ma uruguaiano. nomi forti per, insomma, ma credo che questi siano su indicazioni già del nuovo mister Schelotto, che magari nel Sud America ha più conoscenze e quindi ha già magari fatto individuare, ha già individuato qualche giocatore importante. A parte Cristante, voglio dire, grossi nomi non ne sono arrivati. Italiani no, ovviamente al Palermo sempre serve rinforzare tanto il centrocampo e qualche ritocco in difesa, visto che parlavo di Lazzari. Esattamente, Lazzari, che però è stato superato l'interesse dalla Fiorentina, che è molto vicino al giocatore. Questa è una situazione, sicuramente il Palermo è molto vigile, soprattutto nell'ultima settimana di calciomercato, che può accadere qualunque cosa. Poi in uscita c'è Rispoli, Anderkovic, Arteaga, che non abbiamo capito questo giocatore, è arrivato a Palermo, adesso lo stanno rimandando. Esattamente, in Croazia, l'Hajduk Spalato, e poi c'è Hilemark al Norwich, oppure ci sono altre squadre inglesi come anche l'Everton e il Southampton che hanno interesse a questo giocatore. C'è un bel via vai. E c'è il via vai anche qui, perché adesso ci fermiamo, ci lancia la pubblicità la nostra Federica, tra poco rientreremo in studio, parleremo del Trapani, perché ci sarà un collegamento con l'allenatore del cuore a Trapani, che è Boscaglia, che sta facendo grandissime cose. Tantissimi messaggi sono arrivati per mister Boscaglia. Questo è un allenatore, insomma, che piace moltissimo a Max Licari, perché ogni volta in radio lo sento parlare sempre bene di questo allenatore. E non solo, anche a Turi. Allora, ci lanci la pubblicità, carissima Federica, raggiante più che mai, complimenti. Ma grazie. Sì, Ettore, abbiamo un piccolo break pubblicitario, mi raccomando, non cambiate canale. Ancora sala stampa di penalty. Federica, sei pronta per parlare di Serie B con i risultati, in modo che così poi subito vedremo gli acquisti e le cessioni della squadra di Serie B guidata da Serse Cosmi, e poi grande finale con la Lega Pro e questo Catania che ci delude. Vai Federica con la Serie B. Salernitana Brescia 3-0, Cagliari Ternana 1-0, Provercelli Spezia 0-1, Bari Vicenza 2-1, Trapani Latina 1-2, Ascoli Lanciano 1-0, Novara Crotone 0-1, Cesena Entella 2-0, Modena Avellino 1-1, Perugia Pescara 0-4. Teniamo presente che Livorno-Como si giocherà giorno 25, cioè domani. In classifica il Crotone continua a vincere alla grande dopo aver frantumato il Cagliari, adesso è andato a vincere addirittura anche a Novara, dimostrazione che è veramente, secondo me, la squadra più forte di questa Serie B. La classifica a te Federica. Crotone 51 punti, Cagliari 49, Pescara 43, Bari 39, Novara e Brescia 38 punti, Avellino 35, Cesena 34, Entella 31, Perugia e Spezia 30, Trapani 29, Latina 28, Ternana e Vicenza 27, Ascoli 26 punti, Modena 25, Provercelli 24, Livorno e Salernitana 23 punti, Lanciano 21, chiude la classifica il Como con 17 punti. Allora, una classifica che, come ho detto poc'anzi, vede in testa questo Crotone con 51 punti, che sono veramente tanti, a dimostrazione della grande qualità della squadra calabra. Tra non molto ci collegheremo con mister Boscaglia per parlare anche e soprattutto di Serie B, anzi penso proprio che siamo già in collegamento. Pronto? Pronto mister, mi sente? Sì. Buonasera, sì, mister. Buonasera mister. Intanto, che dirle, lei sta facendo un miracolo straordinario a Brescia, complimenti. Dopo la bella esperienza a Trapani, la dimostrazione che l'energia siciliana anche su al nord fa tantissimo. Un campionato, quello del Brescia, che sta lasciando a bocca aperta tutti. Gran gioco,
una classifica importantissima. Come vede il futuro della squadra bresciana? No, intanto vi ringrazio dei complimenti. Va bene, è un progetto che parte quest'anno dopo il rischio del fallimento della scorsa stagione del Brescia in società nuova con due grandi condottieri che sono Rinaldo Sagrano come direttore generale nonché amministratore delegato e Vittorio Castagnini che ha costruito questa squadra e hanno scelto me per questa rinascita, quindi un progetto basato solo ed esclusivamente sui giovani con alcuni giocatori diciamo più grandi meno giovani che fungano appunto da traino, che stanno facendo grandi cose, del Braccio, del Gale e qualche altro, Castellini. Quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo, anche se magari non ci aspettavamo nemmeno noi queste grandi prestazioni, queste grandi performance di questi giovani interessanti ma per lo più sconosciuti all'inizio campionato. Noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato tanto, adesso ci godiamo questa situazione ma dobbiamo assolutamente migliorare quello perché l'obiettivo primario deve essere ancora... State raccogliendo giustamente, come ha detto bene lei, i frutti di una preparazione molto attenta sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico. Antonio, una domanda. Sì, mister Boscaglia, buonasera e complimenti. Antonio La Pisarda, le volevo fare una domanda. Quanto è stato vicino Sento Sì, mi sente? Ok, allora io vi faccio la domanda, spero che arrivi. Quanto è stato vicino a Catania, la panchina del Catania o la panchina del Palermo l'anno scorso? Non lo so perché non mi sono mai incontrato con nessuno dei dirigenti, erano solo voci di mercato, allenatori, ma non ho mai parlato con nessuno dei dirigenti e quindi credo di non essere mai stato vicino né all'una piuttosto che all'altra. Ad aprile sono stato avvicinato da Brescia, che comunque era già destinato un po' alla professione e lì è nato tutto il discorso Brescia, abbiamo parlato per un mesetto circa E poi alla fine le cose si sono concluse, devo dire... Catania e Palermo in realtà non sono mai state decise. Allora, qui nei nostri studi abbiamo Turi Di Stefano, che lei conosce molto bene, vuole farle una domanda, velocissimo Turi, in modo che così anche il mister poi lo liberiamo perché... Io lo sento molto bene. Sì, speriamo che possa arrivare presto anche a... Speriamo che possa arrivare un po' meglio la nostra voce. Dicevo, Turi Di Stefano in questo momento qui nei nostri studi vuole farle una domanda perché poi la vogliamo liberare. Lei viene da una trasferta di Salerno, è sceso giù in Sicilia, ma chiaramente domani ritorna a Brescia, quindi ci sono tanti chilometri. Turi. Ciao Robby. Salve, ciao, ciao. Guardi, io vedo quasi tutte le tue partite. Vedo quasi tutte le tue partite, d'altronde te ne sei testimone delle discussioni che facciamo, che esprimi secondo me per la tua squadra di giovani sicuramente la più bella realtà, e lo stiamo dicendo un po' tutti, che c'è in Serie B, quindi per cui io sono convinto che i playoff non te li toglie nessuno perché fai divertire la gente, e oltretutto che a Brescia è una piazza molto ma molto importante. Sì, stiamo facendo bene, tra l'altro siamo entrati un po' nelle grazie del nostro pubblico e questo è il grande merito della società perché ha spiegato sin da subito quelli che erano i nostri programmi, appunto la rinascita era l'anno zero un po', no? E i tifosi ci hanno un po' aiutato, la squadra esprime del gioco ma soprattutto dall'anima in campo e i tifosi del Brescia sono proprio intelligenti per non capire questo. È vero. Invece, appunto ci hanno aiutato, ci hanno aiutato anche nelle 2 settimane, le cose andavano bene. Mister, quando ci sono i tifosi, quando ci sono i tifosi tutto è molto positivo, l'aiuto dei tifosi serve per dare equilibrio, forza, determinazione, siamo assolutamente convinti. Non ho sentito, scusate. Dicevo, quando ci sono i tifosi che seguono bene la squadra ha giovamento, di serenità, di tranquillità, e quindi in questo caso il Brescia, seguito dai propri tifosi, ha una marcia in più, spesso e volentieri anche giocando fuori casa, indubbiamente. Sì, è indubbio, ma noi abbiamo avuto 2 o 3 trasferte un po' così, non direi disastrose, ma quasi,
e a fine partita i nostri tifosi ci hanno chiamato sotto la loro... E questa è una cosa bellissima. Anche sfortunata, ci hanno chiamato, ma il progetto parte anche da loro, da quello che la società ha spiegato. È troppo importante poter lavorare in una piazza importantissima per la Serie B come Brescia, con la tranquillità e la serenità di poter entrare e sbagliare. Certo. Ultima domanda, Mario Vitale, veloce, 30 secondi, poi lasciamo libero il mister. Il mister? Sì. Ciao Roberto. Ma Mario Sono il tuo maestro, Roberto. Conosce bene il mister Allora, Vitale. devo dire una cosa. Lui si vanta di dire che non mi faceva giocare, che ero scarso, e gli dico No, io devo... non mi faceva giocare perché... Roberto, io ti voglio bene, lo sai. Allora, questo era quando eravamo con la Terranova Gela. Sento male. Questo è successo quando eravamo assieme nel Terranova Gela. Devo dire una cosa. Io ho avuto un giocatore scarso ma intelligentissimo. Ecco. Boscaglia. Boscaglia. No. Come scarso? Ma come? No, era molto intelligente. Molto intelligente. No, Magari non avrà giocato in Serie A, ma scarso. Non ero un giocatore da Serie A o Serie B. No, vabbè, Roberto, dai. Roberto, ti ricordi quando abbiamo perso 12-0 a Riese? Ma io non c'ero. No, c'eri Roberto, non ti devi tirare indietro, Roberto. Le sconfitte così pesanti, secondo me Boscaglia non c'era. No, c'era, era nella Beretti. No, non ho problemi, non ho problemi a... No, dai, io gli voglio bene. E poi se lui è arrivato là, sai perché? Perché? Grazie ai miei consigli. Quello magari Roberto. potrebbe starci. Roberto. Allora dobbiamo congedarci. Ho qui anche Maxi Ligre di Pianeta Catania, che è un suo fans, mister, ma proprio un suo fans. Lui dice sempre che Boscaglia probabilmente è in questo momento l'allenatore giusto per una squadra importante come Catania. Lo dice sempre anche attraverso il suo programma radiofonico la mattina, seguitissimo. Max, hai l'occasione per ricordarglielo al mister. Io sono stato un fan del mister fin dalle prime partite, anche con il Trapani, e mi auguravo l'anno scorso che Boscaglia potesse venire a Catania. Poi la dirigenza del Catania, che ha fatto tanti errori l'anno scorso, ha fatto anche questo, ha sbagliato tutti gli allenatori che ha preso, e quindi io mi auguro che in futuro mister Boscaglia, naturalmente gli faccio tanti auguri per il Brescia, possa anche fare una bella esperienza qui nella nostra città, a Catania, perché è un grande allenatore. Scusami. Devo chiudere. Fra 3 anni un discorso del genere, cioè un allenatore che sta andando in Serie A, giusto? Permette, perché per me lui in Serie A ci va, lui in Serie A ci andrà, e come fa a venire a Catania in C? Scusami. Vabbè, ma questo... Ma a Catania spieghiamo che possa essere altre... Lasciatelo decidere a Boscaglia questa cosa. No, volevo solo dire che Catania, intanto auguro al Catania di tornare immediatamente nel calcio che conta, e giusto, quantomeno di subito in Serie B e poi magari in Serie A, perché comunque è assurdo vedere il Catania lottare. Sappiamo. Sì, non mi piace vederlo, così come mi piace vedere, ma questa... mi piacerebbe vedere il Palermo, però da questo a parlare di me, io credo che sia presto, ma ripeto, la cosa più importante è che il Catania si riprenda le categorie che contino. Poi io ho un altro, l'importante è che comunque il Catania si riveda nelle categorie importanti. Poi ripeto, mai dire mai, il Catania è una piazza straordinaria, io sono di Gela, è normalissimo, che mi piacerebbe tantissimo un giorno venire a Catania, ma indipendentemente dalla categoria comunque, mai dire mai. Allora Catania è importantissimo comunque. Mai dire mai. Allora, ultima domanda, e poi veramente non è una domanda, sono soltanto dei complimenti e degli auguri di estimazione da parte di tutti il popolo Granata, sponda Trapani, e anche di molti rossazzurri tifosi che lo apprezzano per la persona e per l'uomo Boscaglia. Beh, con questa bella cosa, mister, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon proseguo di campionato, ci faccia sognare anche un po' di Sicilia anche in Serie A, va bene? Grazie al mister Boscaglia, allenatore del Brescia, che sta facendo benissimo, e chissà, può darsi che ci regaleranno la Serie A. Una gioia immensa. Per il fatto di Boscaglia? Una gioia immensa. Ah, bene, sono contento. A me quando mi piglia questo veramente ti uccide. Mi tirerai il collo. Ha detto una cosa che secondo me è fondamentale, che deve fare riflettere.
per quello che è la piazza di Catania, Sì. no? Ha detto io verrei a Catania Esatto. indipendentemente Della dalla categoria, categoria. È la cosa più bella. anche in Serie C, un allenatore che sta lottando È in questo l'umiltà. momento per andare in Serie A e che l'umiltà. dimostra di essere un grande allenatore. È vero, Quindi è questo vero. significa molto. Assolutamente. L'umiltà dell'uomo. Allora, abbiamo, se la possibilità, in 30 secondi di fare la slide del Trapani, così chiudiamo la Serie B e poi lanciamo l'unica pubblicità che non può mancare. Sei Veloce, pronto? veloce. Allora, slide del Trapani di Serie B con gli acquisti e le cessioni insieme ad Antonio e poi subito in pubblicità. Diciamo che sfondo acquisti non cambia niente, ancora la situazione è bloccata. Per quanto riguarda le cessioni c'è Marotti che viene dirottato, difensore viene dirottato a San Marino, il brasiliano classe 95. Per quanto riguarda le trattative in entrate sono tante. Il Trapani cerca un attaccante, si menzionano i nomi di Sansovini, attaccante del Pescara classe 80, un po' grande, ma Sì. la novità è Francesco Nicastro della Juve Stabia, accostato un paio di settimane fa a Ex Catania. giocatore del Catania, che qua lo hanno letteralmente massacrato, mandato in giro e poi dopo alla fine lo stanno Molto cercando vicino tutti. invece, Ma- probabilmente la prossima settimana potrebbe essere ufficiale, è l'acquisto di Alessandro De Iola, centrocampista del Cagliari, classe 95. Perfetto, complimenti, grazie per questa informazione sul Trapani. Mi aggiorni sul posticipo? È finito il primo tempo sul punteggio di 0-0. 0-0. Allora Federica, pubblicità, poi Lega Pro, grande bagarre, qui i nostri ospiti si stanno non scatenando, Di più. più. Ok, vai. Sì, Ettore, hai detto bene, abbiamo un'altra piccolissima pausa, mi raccomando non cambiate canale. La trasmissione penalty che accompagna puntualmente la domenica sportiva siciliana su Video Mediterraneo prevede la puntata dedicata al calcio professionistico con la sua sala stampa a partire dalle 21 fino alle 22:15. Abbiamo già messo da parte Trapani e Palermo, ovvero Serie A e Serie B. Tra poco parleremo di Lega Pro, ci sarà tanto da parlare su questo pareggio fuori casa del Catania a Cosenza, su questo Messina e su questo Agragas che ultimamente insomma ha avuto qualche problema, però la fortuna di Rigoli è stata anche quella di venire a penalty, perché noi abbiamo una caratteristica: quando vengono gli allenatori qui senza squadra, portiamo fortuna, portiamo tanta fortuna. E puntualmente Rigoli una settimana dopo insomma ha preso il posto. Ricordiamo che di Reggio Italia. esattamente, ricordiamo che era molto dispiaciuto Sì. dell'andazzo dell'Agragas. Molto legata ad Agrigento. La settimana successiva è diventato allenatore e noi siamo felici e gli facciamo i migliori in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Già si dice chi ben comincia a metà dell'opera, Certo, ha già vinto andare a in vincere lì trasferta non era facile, a Monopoli, ma soprattutto i tifosi sono veramente estasiati. Ci sono tantissime immagini dove ci sono tifosi che piangono per vedere Mister Rigoli in panchina. Questo può soltanto far piacere e sottolineo è il bello del calcio. Bene, allora facciamo una cosa, abbiamo una slide sul calciomercato dell'Agrigento, dell'Agragas. Esattamente. La mandiamo subito in onda, così chiacchieriamo velocissimamente su questa possibile campagna acquisti di potenziamento della squadra agrigentina e poi subito con i il risultati mercato della questa domenica, settimana del sabato. esattamente, il mercato si è un pochettino congelato. L'unica novità è che il giocatore più richiesto, che era Madonia, non verrà ceduto perché ha molto stima e molto stimato da Pino Rigoli, tant'è che ha giocato e ha fatto veramente un'ottima prestazione. Non ci sono novità, c'è soltanto in stand-by Andrea De Rossi, giocatore del Catania classe 96, ma nulla di che. Il mercato sicuramente prenderà anch'esso, ci saranno novità sicuramente la prossima settimana con la chiusura del calciomercato. Certo, perché poi è tutto all'ultimo minuto, all'ultimo Esattamente, istante, last minutes. così i costi diminuiscono, perché la gente che vuole acquistare deve vendere, vuole vendere, insomma all'ultimo fa la proposta a cui nessuno può rinunciare. Non possiamo rinunciare ai risultati, perché su questi risultati avremo modo insomma di parlare molto bene di questa Lega Pro tutta siciliana, gran parte siciliana, perché ci sono 3 squadre importanti, 3 capoluoghi di provincia, c'è l'Agrigento, c'è il Messina, c'è il Catania. I risultati insieme a Federica. Berti Casertana 0-1, Monopoli Agragas 0-1, Cosenza Catania 1-1, Ischia Messina 0-0, Paganese Martina Franca 3-1, Catanzaro Foggia 0-3, Benevento Lupa Castelli Romani 1-0, Lecce Juve Stabia 2-0.
Ecco, è arrivata finalmente la schermata, così in questa maniera abbiamo un quadro ancora più chiaro. Un giro lo facciamo con i nostri ospiti, iniziamo con Max Licari. Allora, abbiamo detto che insomma, la Casertana vince fuori casa, il Foggia continua ad essere sempre una squadra molto molto importante che vince addirittura 3-0 a Catanzaro. Io credo che siano queste le due squadre più forti di questo girone, perché se il Catania fosse in questo momento in una situazione tattica e tecnica al top potrebbe competere. Come organico sì, come gioco è nettamente inferiore, non ci sono dubbi. Il Catania è una squadra che rumina sempre lo stesso tipo di gioco, una squadra abbastanza lenta, è una squadra allo stesso tempo solida perché prende ultimamente pochi gol e quindi ecco, le squadre avversarie sostanzialmente trovano difficoltà. Però è anche una squadra che segna pochissimo. Max, quindi... voglio fare una domanda a te, così come la farò anche ai nostri ospiti. Cosa manca a questo Catania? A questo Catania manca un po' di coraggio, perché è una squadra che ha, a mio parere, insieme al Foggia, il miglior organico della categoria. Adesso, malgrado ci sia un infortunio importante, quello di Russotto, ha preso 30-40 giorni si parla. Ha preso Giannone, che è un buon giocatore, ha preso Di Cecco, che è un giocatore d'esperienza per la categoria, già sta facendo bene, da equilibrio. Ecco, ha altri giocatori importanti, però è una squadra che sostanzialmente dà sempre l'impressione di non riuscire ad imporre il proprio gioco, di non avere il coraggio per poter vincere le partite, e questo in una piazza come Catania non va bene. Noi abbiamo visto che il Catania ha pareggiato 0-0 in casa con il Monopoli, che la partita successiva ha perso con l'Aqueras in casa. È vero che Pino Rigoli, vi facciamo tanti complimenti, ma l'Aqueras aveva fatto 2 punti in 164 partite, sì, e sostanzialmente non si riesce a capire, non si riesce a comprendere come il Catania possa fare determinati risultati. E voglio sottolineare solamente questo dato: il Catania ha fatto 2 vittorie su 11 partite, 3 vittorie su 13 partite, una vittoria ogni 4 partite e più. Pochi. È un trend che non va bene per una piazza come Catania, che ne dica l'allenatore, che dice sempre che il Catania fa grandi partite. Noi non siamo d'accordo. Anche perché credo che insomma, nel frattempo la classifica certamente non ci vede in una situazione disperata, ma no, siamo in una zona certamente non super il Catania non avrà alcun problema a salvarsi con l'organico che ha, però non riesce ad accendere l'entusiasmo dei tifosi, almeno per cominciare bene il prossimo campionato. Ci auguriamo che possa farlo alla prossima partita, che non è facile perché si gioca in casa col Matera. È vero, è vero, è vero. Mario, cosa manca secondo te a questo Catania per cercare di riprendere una via ancora più determinata verso intanto la salvezza e poi, come ha detto bene Max, buttare le basi per una stagione 2016-2017 che diventa assolutamente importante per la piazza e per la società? Secondo me manca l'umiltà all'adattamento alla categoria, nel senso che, ha detto bene Max, è una squadra pesante, è una squadra che magari nei reparti costruita singolarmente, però manca quell'omogeneità, quella fluidità, quella coesione di reparti, quella catena di giocatori sia a destra che a sinistra, cioè manca quella verve proprio a metà campo. Sì, abbiamo l'uomo che ti fa il lancio, l'uomo che ti appoggia, però ti manca la sovrapposizione, ti manca il taglio in avanti, ti manca... Forse questo Pessina potrebbe essere il nome nuovo a centrocampo, no? Per il cambio di marcia. Uno non basta. Uno non basta. Poi chiaramente, io rifacendomi all'allenatore, per carità, io ho sentito spesso che lui dice dobbiamo fare i richiami, no? Cioè, perché in estate, ma guardate che in estate il Catania ha iniziato dopo il campionato, se vogliamo. Infatti, ha avuto tutto il tempo materiale necessario per operare. Perché... però è anche vero che la rosa poi si è sviluppata strada facendo, questo ricordiamo. Ma anche le altre società erano stessa ma in modo particolare più di tutti il Catania, infatti ha avuto la possibilità di allungare il calciomercato, perché chiaramente insomma la posizione... Allora, tu mi insegni che la preparazione si suddivide in cicli e mesocicli, giusto? Dopodiché a dicembre si fanno i richiami, sì, evidente. Certo. Però quando io sento Pancoro che mi dice devo lavorare molto sulla forza a gennaio, a me la cosa comincia un po' a stranizzarmi. Qui c'è subito che si stranizza anche il nostro Turi Di Stefano. Turi Di Stefano. Non ci accavalliamo, parliamo tutti. Vai Turi. A volte io mi chiedo, sogno o son desto della situazione? Sì. Allora, il Catania è una
una situazione particolare dalle altre società, dalle altre squadre, perché il Catania, a prescindere dalla penalizzazione, è stata rifondata da zero, quindi non è come le altre che erano amalgamate, vedi Benevento, Catanzaro, Foggia e via discorrendo, con giocatori che era un cantiere, entrano, vanno via, eccetera, eccetera. La preparazione è stata diversa dalle altre. Sprint, perché doveva togliersi i 9 punti, 11 punti, 12 punti. Ma infatti è stata sprint. Esatto. Stata Poi sprint. che cosa succede? Che ha fatto l'allenatore lo sa, e Mario lo sa, Un calo. quando tu lo sai, il calo è una cosa normalissima, fisiologica e atletica. Ha fatto il richiamo sicuramente in questo periodo, dove li ha appesantiti, ma non è solo questo, sono d'accordo con Max, perché cieco, non faccio il difensore, l'avvocato del diavolo, però con questa cosa ci sono anche questi problemi, però che effettivamente ormai il Catania, tutti sanno il gioco del Catania, è un gioco purtroppo molto scontato, quindi per cui abbiamo visto la partita col Monopoli, ultimamente eravamo assieme, un primo tempo da letargo, nel secondo tempo il Catania un po' da spinti. L'unica squadra che effettivamente io ho visto a Catania che mi sono divertito è stato il Benevento. E un po' il Foggia. Un po' il Foggia, ma il Benevento credo la migliore in senso assoluto. Però la cosa che a me mi stranizza tantissimo, Sì? no che mi stranizza, che mi fa piacere è vedere che tanta gente segue il Catania. Ma ci mancherebbe. Il discorso Palermo, il Palermo in Serie B 2 anni fa, il Palermo era vuoto, il campo era vuoto. Però Qui guardando la gente, squadra, secondo me, insomma, aveva già allestito una squadra fortissima per la Serie B, voglio dire. Ma anche il Catania quest'anno ha allestito una cosa. Anche per questo il Catania l'anno scorso in Serie B si diceva che era una grandissima squadra e sappiamo benissimo come è andata. Non mi dite, ma scusate, il Catania i punti fino adesso li ha fatti. Il fatto che non sta scritto da nessuna parte che i campionati si vincono se non si giocano. Prima si debbono giocare, ci si scontra contro la realtà delle altre società che sono ambiziose, vedi Foggia, vedi Benevento, vedi Casertana, e poi dopo si incominciano a tirare insomma i risultati e quindi ci vuole gente di categoria, ascoltami, ci vuole gente di categoria, ma ci vuole anche giocatori forti di categoria. Max, c'è da dire una cosa, che il Catania allo stato attuale, con i punti fatti al di là della penalizzazione, sarebbe a 4 punti dai playoff, cioè dal quarto posto che è occupato in questo momento dal Lecce. Quindi non è neanche... Quindi vedete, c'è a 35 il Benevento, fra l'altro con un punto di penalizzazione, e a 34 il Lecce. Fra l'altro il Cosenza deve recuperare una partita e sarebbe, vincendo a 34, con il Lecce, fra l'altro col Martina, che è una squadra fra le peggiori e penultimo in classifica. Quindi il Catania, anche senza la penalizzazione, in questo momento starebbe facendo un campionato al di sotto della potenzialità della zona playoff, che porterebbe delle critiche feroci alla società, all'allenatore. Quindi è ovvio che bisogna fare qualcosa in più. Senti Max, prima di parlare un attimo con Antonio anche sul calciomercato, questo Pessina, e poi voglio sentire anche velocissimamente i nostri altri due ospiti, questo Pessina credo che potrebbe essere quel giocatore che può dare qualcosa in più a centrocampo anche in fatto di velocità. Abbiamo sentito in radio Paolo Ghisoni di Sky, che è uno di quelli che lo conosceva meglio, ci diceva che si tratta di un ragazzo molto promettente, una mezzala che si inserisce, può fare anche addirittura la seconda punta a Monza. Un po' a Marchisio, per intenderci. Può fare anche la seconda punta, l'ha fatta a Monza, però c'è da dire che è molto giovane, ha 19 anni, e a Lecce quest'anno in pratica non ha giocato. Nella prima partita non è stato preso nemmeno in considerazione, ora vediamo nelle prossime. Ho qualche dubbio in proposito. Pessina, a te piace? Sì, sicuramente, però scusate, mi sembra che stiamo facendo il gioco del logo, o quantomeno questo Paisol. Facciamo dei nominativi, questo è importante, questo mi piace, il gioco di squadra, l'amalgama in te stesso, l'aggregazione. Però, perché se gli innesti poi durante la stagione sono... insomma non continui, ma sono... Ma guarda che è una corazzata il Catania, attenzione, il Catania è una corazzata, basterebbero quei 2 o 3 ritocchi giusti per fare cosa? Per verificare, perché ormai lì non ci arrivi, è chiaro, giusto? A questo punto devi verificare, devi analizzare, devi valutare l'allenatore, se può essere valido o meno per l'anno prossimo, il giocatore... Battuta finale di Stefano, Pessina è interessante, potrebbe diventare qualcosa di importante. Ne parlano bene, ma il centrocampista Arcigno l'abbiamo avuto, Milan, no? Io ho ascoltato attentamente l'allenatore che l'ha avuto a Monza, Asta. Sì? Che l'ho avuto, ho parlato di questo ragazzo una settimana fa, Asta, che era con Lecce, se non è Asta, giocava col Toro, quando io ero col Toro l'ho conosciuto,
una presenza anche in nazionale. Bravi, perfetto, un ragazzo interessante. E allora io dico questo, se un giovane è interessante, se è un giovane importante, deve giocare, Deve a prescindere dalla categoria. L'età non c'entra nulla, conta. è tutta la In mentalità Inghilterra italiana. a 16 anni, 17 anni li mettono in campo. È tutta Se la va, mentalità gioca. italiana, guarda, è tutta la mentalità italiana. Ettore, ci vogliono gli operai e ci vogliono gli ingegneri. Giusto. Questa è la storia. Va bene. Qua tanti operai non li vedo, caro mio, non li vedo. Ma io, Vabbè, Mario, qualche operaio è arrivato. Io no? rispetto il tuo dire, però tu devi E rispettare il soprattutto mio, bisogna perché essere Vi umili. lancio questo pallone se non mi fate Dai, parlare. buttalo. Faccio mancherebbe. Allora, mi fermo un attimo con voi perché con Antonio voglio vedere un po' la situazione acquisti e cessioni per il Calcio Catania, quindi abbiamo anche la slide che ce la illustra in maniera molto chiara, però già ci puoi incominciare a dire quali sono i movimenti. Diciamo che la novità di questa settimana in entrata è Luca Giannone, ha risolto consensualmente il contratto con la Reggiana e adesso il classe 89 può firmare per il Catania. Bene. In uscita ufficiale c'è Luca Lulli che ha rescisso ed è andato ad accasarsi già è- a Savona. già è andato via. Sì, esatto, e Fabiano Monzon che ufficialmente a titolo definitivo passa all'Università de Cile. E qui i nostri tifosi si un sono altro molto argentino pareggiati. è andato via. In entrata, giustamente con l'arrivo di Luca Giannone, sfumano probabilmente i due giocatori importanti che sono Lupoli e Montella, Antonio Montella, cugino del famoso Vincenzo. In difesa si prova insistentemente per Luigi Silvestri, difensore del Siena, classe 93. In uscita si parla tanto di Sebastian Leto all'Anus, poi gli altri ormai lo diciamo da una No, io settimana. sto pensando su Silvestri, no? Perché poc'anzi parlavamo di ragazzi giovani, giro di parere anche con i nostri ospiti. Silvestri è giovanissimo, rischia che poi magari arriva a Catania e non lo fanno giocare. Duri. Ma vedi, siamo sempre lì, giriamo, rigiriamo, bisogna avere fiducia. Ecco, qui bisogna intervenire la federazione, a prescindere che in Lega Pro giocano quasi tutti italiani e questo io sono strafelice. Bellissimo. E su questo non Poi ci se piove. sono giovani ancora meglio. Ancora meglio. Io ne ho viste tantissimi giovani, ci sono giovani che sono interessanti in Italia, credetemi, solo che sono chiusi dagli stranieri. Ecco dove, nei settori giovanili, dove tu chiudi con gli stranieri e non possono andare a giocare e non si mettono in mostra. Allora appena viene un giovane a Catania, una piazza straordinaria, perché è chiaro, e allora subito noi altri attenzioniamo, come mai è giovane, ora questo si brucia, non si bruciano non se si sono bruci. bravi. I giovani devono giocare. Devono giocare. Allora, 30 secondi anche per Mario che dice no, devono No, giocare. no, perché è la solita frase fatta, perdonami. Vabbè. Tu lo sai nel settore giovanile come funziona, lo sai a livello Come di C, di funziona, B e di A. Mario? Allora fammi parlare però, perdona. Veloci perché io Puoi anche portare, Max. puoi portare Cristiano Ronaldo alla società, a una società di C, di B e Sì. di A. Se tu padre non metti mani al portafoglio, non te lo prendono i giovani. Ascoltami. che bella denuncia. Allora i settori giovanili sono finiti, caro mio. Vabbè, dai, Purtroppo non è la sede per parlare, ma ne possiamo parlare in seguito. Max, secondo te allora questo Silvestri se arriva a Catania può fare al caso di mister Pancaro, secondo te? Ma guarda, io Silvestri ricordo il mostro, che è stato un giocatore fondamentale alla promozione del Catania. Mitico, no? direi, Esattamente. meraviglioso su quella E il fascia resto destra. non so chi sia, mai sentito nominare in Giovanili vita del mia. Palermo, ne parlano bene a Siena. Me ne parlano bene, ma mi hanno parlato benissimo anche di Pessina. Mi dicevano che Di Grazia fosse il nuovo Giggs. E invece? Però, no, può darsi che lo diventi. Lo facciamo come Nicastro. Tra l'altro adesso lo stiamo all'Aquila sta rincorrendo, facendo anche bene, però poi li voglio vedere in campo. Mi sembra che il Catania debba andare a fare delle operazioni giustamente sui giovani, come dice il mister Di Stefano, però debba anche strutturare una squadra per l'anno prossimo. Per esempio Di Cecco, che è un giocatore anziano, perché ha 33 anni quasi, Vabbè, però per l'anno prossimo è un tassello È un importante tassello per la Lega Pro. importante. E quindi quello è un... È su di lui che si può Ed è costruire. il mix fra Giovani è normale. esatto, vabbè, Chiaro. ok, Esatto. perfetto. Tu vedi Brescia di Roberto Boscaglia, molti No, volevo solamente dire una cosa su Giannone. Attenzione, una cosa su Giannone. Giannone ci siamo informati. Personalmente? Sì, Ci fidiamo, con Reggio Emilia. Sì. Con Reggio Emilia. Che ti hanno detto? È sicuramente un giocatore buono per la categoria, Sì. e su quello non ci sono dubbi. Bene. A Reggio Emilia ha fatto molto male.
Quindi i tifosi della Reggiana sono contenti. Guarda, è una del cosa fatto positiva, perché se uno Sì. ha fatto male, poi lo chiama il Catania, vuol dire che c'ha uno stimolo in più per... Giocatore che è stato preso, diciamo, dalla Reggiana per fare il salto di qualità, non ha fatto bene, quindi può avere degli Speriamo stimoli. bene. Ecco una cosa dopo, Speriamo lo stesso bene. discorso vale per gli allenatori. Giusto. Prendi il caso Giampaolo. Devo lanciare la pubblicità, Mario. Ah, va bene. A ruota libera. A ruota libera, anche se io dico che questo però non è il bar dello sport. Bravo. Insomma, cerco di gestire sempre D'accordo, tempi e d'accordo, spazi. d'accordissimo. Antonio, ti abbiamo relegato in quest'angoletto, però tu sei sempre pronto con i risultati intanto del posticipo. Sempre 0-0, ma ci sono tantissime domande da fare a Max, a Mister Di Dopo la pubblicità, però ti avverto che abbiamo all'incirca una decina di minuti, quindi dobbiamo correre. Stringeremo i tempi. Benissimo, allora ci lanci la pubblicità Certo. e poi dopo subito rush finale con i nostri ospiti e anche con qualche news che qui il nostro Antonio è pronto a darci. Esatto, Ettore. Mi raccomando, non cambiate canale, rimanete con Penalty. Ultima parte finale della nostra sala stampa di penalty, abbiamo 3 domande, Antonio, da fare ai nostri 3 ospiti. Prima però volevo fare un bocca al lupo ad Alessio Patti che oggi condurrà da solo sala stampa, scusami, penalty futsal. Gli spogliatoi pronto per entrare in Sì, campo. sì, è già gasato, lo vediamo, tra poco esordirà e gli faccio il migliore in bocca al lupo, ma penso un po' tutti, perché è un bravo ragazzo, una persona preparata e merita tutti gli in bocca al lupo e gli auguri di questo Va bene, non ho capito perché io ho lasciato la cartellina e mi sono messo a giocare col pallone. Forse ma perché perché- insomma i miei vecchi trascorsi da allenatore. Ci sono tante domande, ma ne possiamo fare pochissime. Ne dobbiamo fare 3, uno a testa. Allora, Iniziamo con Max, prima, dai. Con Max, allora, Russo non si tocca. Vi chiedo se si infortunasse Nunzella, chi c'è al suo posto? Questo Orazio Giuffrida. Allora, Max. Per quanto riguarda Russo è sicuramente un giocatore catanese, amato dal pubblico. Obiettivamente non ha fatto benissimo fino a questo momento, vedremo come si svilupperà il mercato. Il Catania ha preso un altro giocatore d'esperienza di Cecco e quindi bisognerà Che è entrato, capire. tra l'altro subito Sì, in è stato sintonia con la sempre squadra, uno dei migliori nelle ultime partite, Sì. quindi, e vedremo un po' come si sviluppa la situazione. Per quanto riguarda il sostituto di Nunzella, di ruolo non c'è, mi dicono che Bastrini, che è rientrato proprio ieri, l'altro ieri, potrebbe giocare anche a sinistra. potrebbe giocare anche a sinistra, quindi volendo potrebbe giocare Bastrini al posto di Nunzella, speriamo mai. Cioè nel senso, non perché Bastrini non sia bravo, ma perché speriamo che Nunzella Mario, possa ti vedo giocare gridare, che è successo? Ti vedo disperato, Elettro. perché forse hai paura della domanda che ti fa... No, assolutamente. Che domanda dobbiamo fare? Allora, a Mario Vitale vogliono un consiglio. Cosa Sì. manca a questo Catania per poter far bene, non diciamo promozione, perché qua si parla di promozione, ma magari per accorciare la classifica e arrivare magari in zona playoff? Mario, bella risposta. Io dico, io l'ho detto poco fa, manca quell'umiltà, il fatto di... lo noto, io noto tutto questo entusiasmo che c'è al Catania, Ma ripeto, perché veniamo da tanti è anni in Serie A, perfetto, ed è abbiamo questo voglia di qua. ritornare nel Ettore, calcio molte che volte, conta. questo è un male, è un male. Lo so, però... Ecco, io dico, lasciate lavorare la società, lasciate lavorare gli addetti ai lavori. Sì. Allora, è vero, il Cibali è stupendo, la gente lo segue, lo ripeto, c'è una differenza fra Palermo e Catania, che qui la gente segue, qui ce l'ha nel sangue. Quindi ce tu l'ha- dici solo serenità, Serenità. lasciamo Allora, lavorare in santa pace allora, la società. Bene, allora, anch'io sono il d'accordo. discorso è uno, il Sì. discorso è uno. L'anno scorso, quello che è successo, io non voglio giustificare assolutamente. Non siamo qui per parlare dell'anno scorso. No, però dico una cosa. Perché sempre pungere? Tante cose. Ma noi non stiamo pungendo a nessuno. Ma stiamo non mi soltanto riferisco a noi, non mi sembra. riferisco. L'ambiente deve giocare Russo, deve giocare Pinco ma siamo Palletti. tutti Non allenatori, dai, siamo siamo tutti tutti allenatori. allenatori. Io dico questo. Facciamo un bagno di umiltà, affrontiamo la categoria, perché la categoria è difficile, è molto difficile. Ecco, bisogna adattarsi,
adattarsi alla Benissimo. categoria. Allora, vediamo se si adatta in pochi secondi alla risposta del nostro No, perché Di Stefano. l'Etna. Vabbè, ma lui è così e ci L'Etna piace, ci in piace. eruzione, ci sono io in eruzione. Lui ci no? piace anche per questo. Ma ci mancherebbe. Ok. Mario lo C'è conosco un- da circa 35 anni. Purtroppo, diglielo, purtroppo. Purtroppo Ultima era il mio domanda per secondo. Turi di Stefano. C'è una breve news su Russotto, la lussazione all'omero sinistro si 40 calcolano giorni. 40-50 giorni E circa. questo è Stagione un po' È un po' a ingarbugliata. rischio, quindi si potrà ricorrere ai ripari. La domanda veloce. L'ultima di Gaetano Girlando. Pancaro esprime un gioco molto scontato, con sostituzioni scontate. Siamo troppo prevedibili per i nostri avversari, grandi plasmati. Vedi, io Sei d'accordo? per molti anni ho fatto l'allenatore, quindi Sì. per cui mai ho puntato sulla categoria e ci mancherebbe, ognuno abbiamo le nostre idee. Chiaramente, effettivamente, ad onor del vero, qualcosa la dovrebbe cambiare anche in corsa durante le partite, per come la vedo io. Però con tutti questi problemi che ci sono stati, diamogli qualche altra chance, perché è giusto che sia così. vuoi esonerare? E già- Ma arriva- no, chance arriva come l'allenatore dei gioco. No, giusti. aspetta, Mario, Va tu vai bene. oltre il Va genere. bene. Chance dico come gioco, chiaramente ha avuto i suoi problemi. Mi auguro che al più presto, già da domenica, ci sia qualcosa di Bravo, importante. sei stato velocissimo, mi fa piacere perché sei entrato ormai nei tempi Ci televisivi. Ti mancherebbe. ringrazio. Allora, ringraziamo Turi di Stefano. Grazie a voi altri, è stato Grazie un per piacere. essere stato con noi di Sala Stampa di Penalty. Ci piace il tuo commento, ci piace la tua simpatia, ci piace anche la tua semplicità. Grazie, Ok? grazie, Perfetto. grazie mille. Salutiamo invece colui che ride sempre, che è sempre pieno di brio, veloce. Ci piace perché è soprattutto genuino. Mario Vitale. Grazie, Mario. grazie. Non è il bar dello sport, l'hai capito? No, lo so, però io sono questo. Ma sì, dai, sì, questo, sì. dai. Un po' Invece il d'allegria. commento, quello più tecnico, molto equilibrato, perché lui fa la radio e sappiamo la mattina quanto è ascoltata la sua trasmissione di Pianeta Catania. Ci piace congedarci da te e dirti soltanto, secondo te cambierà qualcosa? Di soltanto una parola veloce. Va bene, ok, l'abbiamo Grande detto. Max. Grazie, Max. bravo. Grazie Max. Beh, Allora, si dice che il silenzio è la virtù dei forti. bravo. Speriamo sia di buon Bravo. auspicio. Non avevo mai sentito parlare bene così ad una risposta Concordo. dei nostri Grande, ospiti. grande. Vabbè, Max nel suo è unico. E quindi- infatti. Allora, sottolineiamo una cosa importante. Purtroppo ci dovevamo collegare con Gaetano Lucenti. Giorgio Lucenti, chiedo scusa, ex giocatore del Catania. Avevamo già concordato la telefonica, evidentemente c'è qualche problema, non siamo riusciti assolutamente a metterci in contatto. Questa è colpa tua. La prossima volta non bisogna anticipare le telefoniche. Vabbè, ci abbiamo provato anche Vabbè, per i sto tifosi per scherzando. fare una sorpresa. Ci proveremo per le prossime volte anche Va perché bene. Giorgio era felice di parlare con Assolutamente, noi. del parleremo Catania con lui soprattutto. la prossima settimana. Ti ringrazio Antonio. Grazie L'ultimo a te. aggiornamento veloce sul posticipo. 0-0, mancano 10 minuti, partita ancora molto masca. Va bene. Sicuramente si potrà sbloccare sul Con una piazzo- giocata. Esattamente. Giocata. Il Napoli potrebbe Grazie. approfittarne. Grazie e un saluto a casa agli amici che amano il calcio. Ah, mi sembra che stessi salutando la famiglia. No, quella anche. Vabbè, allora possiamo salutare invece Federica con il suo look firmato Piazza Italia, complimenti, Grazie. sempre molto molto elegante, Grazie. a dimostrazione insomma che Piazza Italia veste le nostre penaltine in maniera straordinaria. Grazie con te. Grazie. Noi ci salutiamo, Noi ci ma tu salutiamo, rimani io perché ci sì, sarà sarò ancora qui con Alessio, con Penalty Futsal, pronto al debutto. Noi ci congediamo da voi e per quanto riguarda Penalty ritorneremo naturalmente la prossima settimana in diretta alle ore 19 e poi a seguire questa sala stampa assolutamente tranquilla e rilassata sul calcio professionistico. Appuntamento che si rinnova, vi ricordo, fra 7 giorni precisi. Ma non scappate perché la maratona di Video Mediterraneo sullo sport siciliano continua. Tra poco Alessio Patti con Penalty Futsal. Arrivederci a tutti.